Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto, ha appena riconfermato alla guida dell'associazione e devo dire in un momento in cui appunto anche l'associazione ha voluto guardare avanti su basi già confermate, evidentemente, vista anche lo stato del nostro paese in questa fase di pandemia, però con molte sfide all'orizzonte e anche la possibilità di stare più vicino all'impresa che diciamo manifesta, devo dire anche in Veneto, dei segnali di grande preoccupazione e di arretramento. È una grande polemica quella di questi giorni sui risultati anche sul fronte economico del governo. È ovvio che il governo si basa anche su quello che riescono a fare le imprese sul territorio, dati che non sembrano buoni, però bisogna pur reagire in qualche maniera. Bisogna reagire, i dati non sono buoni, anche se ci sono certe imprese, certi comparti che anche in questi momenti, così soprattutto le aziende più organizzate, chi esporta, che hanno saputo così sopravvivere e ne stanno uscendo anche in modo positivo in questo momento. Certo, che la crisi è profonda, noi pensavamo così col 2020 di lasciare tutti i problemi alle spalle, abbiamo ancora davanti settimane, mesi, ma possiamo parlare anche di anni complicati per la nostra impresa e per la nostra società anche. Ecco, dicevamo che è stata un'elezione all'unanimità, quindi avete saputo anche fare squadra intorno al suo nome, intorno a una riconferma, ed è un esempio che forse anche il paese potrebbe seguire. Beh, sì, sono stati bravi i miei colleghi perché è da loro che hanno saputo trovare un'unità su questo nome e io certamente ho dato la mia disposizione. Beh, dovrebbe essere un modello anche di compostezza istituzionale che ci dovrebbe essere a Roma in questo momento, al di là di quelle che sono le legittime preoccupazioni e sono tante. Allora, dicevamo una situazione complessa. Lei però ha fatto notare che c'è una parte dell'impresa che ha saputo reagire, nonostante anche sul fronte dell'export i problemi non siano mancati, pensando solo alla Brexit, ai dazi negli Stati Uniti, alla Cina che ha comunque opposto una politica complicata e di concorrenza nei confronti delle nostre merci anche nell'agroalimentare. Che cosa si può fare per reagire per tutta quella parte di impresa che invece manifesta sofferenza? Ma lì il sistema comunque è unico, il sistema paese è unico e sono anche più forti e così che devono aiutare quelli un po' più deboli. Abbiamo detto che ci sono dei settori in espansione, soprattutto quelli legati all'export. C'è tutta la parte invece legata al mercato domestico che sta segnando il passo e che non vediamo così nei prossimi mesi che ci possa essere un forte rimbalzo che va aiutata sicuramente con i sussidi, con i ristori, sempre poca cosa, ma va aiutata anche così nel sapere interpretare, nel sapere così agire in modo propositivo anche a questa crisi pandemica. Ecco, non c'è stato il classico contatto con le imprese neanche nel momento della sua elezione, ovviamente è tutto a distanza in questo momento, ma qual è la sensazione che le arriva dai nostri imprenditori? Guardi, è una sensazione di disorientamento. Eh, ha detto lei anche il non potersi confrontarsi di persone in questi momenti e soprattutto con quelli che sono i nostri partner commerciali, soprattutto per la gente che era abituata a viaggiare. Ci sono degli export manager che è da mesi che non riescono a contattare i loro, a trovare i loro clienti oltre Alpe. Questi mezzi informatici ci vengono d'aiuto. Oggi deve essere massima la spinta nel risolvere la crisi pandemica e riuscire anche a aprire le nostre frontiere e iniziare a girare.
Ecco, sappiamo che le nostre imprese sono anche bravissime a riconvertirsi in velocità, e soprattutto questa pandemia sta sfidandole veramente a cambiare mentalità, a cambiare anche certe volte produzione in tempi lampo. Come stiamo reagendo? Beh, è nel DNA dell'imprenditore sapere interpretare così i momenti storici, molti lo stanno facendo molto bene. Abbiamo bisogno anche di una cornice istituzionale ed economica che ci aiuti, abbiamo bisogno di sapere di questo recovery fund, quanto e come riusciremo a portarlo nelle nostre imprese, perché abbiamo bisogno di fare ricerca, perché sicuramente anche nei consumi porterà dei cambiamenti questa pandemia. Una parola magica in ore complicate per il governo, alle prese con, vabbè, è superato la prima fase, diciamo, del voto di fiducia, ma non la stabilità. Secondo lei, come dovrebbe procedere? Cioè, cosa dovrebbe fare il governo? Dovrebbe continuare a insistere, cercare di andare avanti nonostante tutto, o dovrebbe esserci un cambio di passo, un cambio di presidenza? Ah, io so abbastanza bene spiegare come posso gestire la mia azienda. Faccio un po' più fatica a parlare dell'azienda degli altri, faccio molta fatica. Qui è la politica che deve dare soluzioni, sono loro i professionisti di queste cose. Io non scendo mai meglio uno, meglio l'altro, non ho particolari simpatie politiche in questo momento, ma abbiamo bisogno di serenità e di una guida forte, che sia Conte, che siano altri dopo di Conte, abbiamo bisogno di una guida per il paese per i prossimi anni. Anche Confindustria Nazionale è stata piuttosto severa però nel giudizio con il governo. Siamo stati tutti quanti molto severi, anch'io personalmente, così ho espresso così grande severità, non tanto, glielo dico subito, per come è stata gestita proprio la crisi sanitaria, perché la crisi sanitaria l'abbiamo gestita in tutto il mondo più o meno bene. Il problema è che invece noi non siamo e non abbiamo saputo bene reagire sulla crisi economica, un poco perché partivamo con delle risorse limitate rispetto ai nostri paesi. Le possibilità di ristori della Germania sono infinitamente più grandi di quelle che ha il nostro paese. Stante questo, noi avevamo e abbiamo tuttora un'opportunità, quella del Recovery Fund, che sono un pacchetto di soldi che non abbiamo mai visto nel nostro paese e tutti insieme. È da 5 mesi che stiamo portando avanti questa cosa. È da 5 mesi che stiamo portando avanti questa cosa qui, ancora così con un programma un po' raffazzonato. Mm. Lei è intervenuto anche sul tema della cassa integrazione, che sappiamo ha sostenuto l'impresa un po' in tutta Italia e particolarmente qui da noi in questi mesi difficili, però sembra ormai urgente riformare questi ammortizzatori sociali. Sì, assolutamente vero. Cassa integrazione è stata indispensabile in un momento tragico per la nostra economia, per il nostro paese. Ora ci sono delle aziende che vanno bene, che hanno anche bisogno di riassumere. Un'azienda fa fatica a riassumere quando non ha la possibilità poi anche di licenziamenti. Cosa succede? Che la mia paura è che con la cassa integrazione si voglia spostare in avanti il problema, invece lo dobbiamo affrontare adesso. Il mercato del lavoro necessariamente dovrà essere modificato, cambierà, c'è bisogno soprattutto per i lavoratori di quei settori così più in difficoltà anche di agire con proposte positive, quindi con la formazione, il ricollocamento in altri settori, in altri settori industriali così che stanno andando meglio. Quindi di fatto sostanzialmente per alcuni tipi di impresa questa cassa integrazione così disponibile rappresenta quasi un rallentamento?
Beh, certo, rappresenta un allentamento perché un'azienda deve essere sempre dinamica e così nella sua nella sua gestione operativa. E a queste aziende che vanno bene non si capisce perché deve essere e continuare il blocco dei licenziamenti. Alcuni settori molto particolari, su tutto il turismo, che nella nostra regione è importantissimo, fondamentale e che non comprende soltanto alberghi, ristoranti, ma tutta quanta quella filiera industriale legata alle attività turistiche. Lì, secondo me, ci sarà bisogno così di una profonda analisi, anche perché sappiamo e vediamo dagli studi che la ripresa non è una questione né di settimane né di mesi, ma in alcuni settori si parla anche di qualche anno. Eppure è molto temuto questo momento in cui scadrà il blocco dei licenziamenti. I vostri colleghi di Confindustria Venezia e Rovigo hanno già fatto una stima sui 7.000 solo per quanto riguarda Venezia, lavoratori che potrebbero andare in esubero, cioè, e sarà un impatto comunque molto duro perché non credo che le industrie che vanno bene riusciranno ad assorbire questa mole di persone che probabilmente Eh, anche in età difficili verranno messe sul mercato. Assolutamente no, e per questo per alcuni settori vanno mantenuti quelli che sono gli ammortizzatori così sociali che hanno così potuto sostenere il sistema fino ad oggi. Ecco, in queste settimane si comincia anche a parlare di quante attività verranno messe sul mercato e si è parlato di Italia in svendita, anche, ci sono state anche delle inchieste giornalistiche che riguardano diversi territori, anche nel nostro Veneto ci sono settori particolarmente probabilmente presi di mira e il turismo è uno di questi, gli alberghi, la ristorazione, i bar, è preoccupato di questo? Bah, sì, relativamente. Qualche settimana fa la Pedrollo, che è un'importante azienda metalmeccanica di Verona, ha fatto un'acquisizione importante negli Stati Uniti e ci sono altre aziende che in questo momento sono attive nei mercati internazionali. Ben venga se c'è qualche player importante che non venga a fare così delle rapine nel nostro territorio, ma che apporti tecnologia, che apporti posti di lavoro. Noi siamo molto aperti così anche a esperienze internazionali. Ci sarà sicuramente così un riassortimento delle nostre aziende. Non vedo prossima una perdita di asset importante per il nostro paese. Abbiamo parlato prima del recovery plan, adesso c'è questa nuova bozza in circolazione, ancora non è definitiva. La soddisfa o manca ancora qualcosa? Ma mancano due cose essenziali, ma non è Confindustria, non sono io a chiederla, è l'Europa che la chiede, è la governance, ovvero chi farà e chi sarà responsabile dell'implementazione di questo piano, e manca il ritorno di questo piano, ovvero ci sono tanti progetti, ma questi progetti devono mostrare un ritorno che sia in termini economici, ma che siano anche in termini di welfare e di benessere per i nostri cittadini. Sono due passi importanti che vanno gestiti. C'è ancora molto poco sulla ricerca, che la ricerca per noi imprenditori è importantissimo, perché proprio è la ricerca che poi si trasmette alle nostre imprese, possiamo essere più competitivi. C'è ancora poco per l'ammodernamento delle nostre fabbriche, anche in virtù delle nuove attività. Io e tutto il nostro mondo è stato molto critico, perché poi di fatto il PIL è fatto prevalentemente delle imprese private. Sono oggi gli imprenditori
privati che sono sul campo e sanno vedere quelle che sono le necessità e quelle che sono le dinamiche dell'economia del nostro mondo. Ci saremmo aspettati che il governo certo deve rispondere agli elettori e deve fare quello che vuole, ma almeno così un forte coinvolgimento in questo momento. Invece per fortuna sembra che ci sia l'alta velocità, almeno quella Ma dovrebbe... sì, più o meno, a parte che l'alta velocità non doveva, non poteva neanche essere in questo piano, perché secondo me era già nei percorsi, ma lì anche qui parliamo di alta velocità, ma sul recovery plan l'alta velocità in Veneto si ferma a Vicenza, non arriva ancora fino a Padova, fino a Venezia. Anche qui ci sono tantissime cose da fare. Adesso speriamo che almeno così tutto quanto questo ambaradan che è successo attorno al recovery plan porti anche in fase di lettura alle Camere di una revisione, non dico più vicina agli interessi degli imprenditori, ma all'interesse del Paese. E diciamo che ci sono anche state tante polemiche legate alle vaccinazioni. Letizia Moratti ha detto che bisogna guardare anche il PIL e credo che volesse dire che anche gli lavoratori delle imprese dovrebbero essere messi in sicurezza di modo che il paese possa progredire, però ci sono state anche tante letture di quello che ha detto. Come la pensa lei? Allora, io la penso che il vaccino prima va dato alle persone che rischiano di andare all'ospedale, secondo va dato alle persone che curano, ovvero i medici, le persone che rischiano di andare all'ospedale, e poi vanno garantite le parti della società, quelle più fragili. È vero che quando avremo più disponibilità, una liquida secondo me andrebbe garantita a quei lavoratori che hanno delle funzioni particolari. Penso a chi sarà costretto a viaggiare per fare manutenzione ai nostri impianti, ai lavoratori che lavoreranno nelle mense, nelle strutture di ricezione, negli alberghi. Secondo me alcune liquide appunto andranno così verso queste persone. Il lavoro è cambiato, ma è andata bene o è andata male? Perché abbiamo conosciuto lo smart working, abbiamo conosciuto il lavoro a distanza, lavoro digitale, anche noi stessi stiamo lavorando in maniera digitale in questo momento, ma è andato tutto bene o bisogna riconsiderare qualcosa? Dobbiamo riconsiderare qualche cosa. Finora abbiamo fatto home working, abbiamo fatto lavoro a casa, non abbiamo fatto smart working. Smart working non è soltanto usare Zoom, Skype oppure questi sistemi che sono stati indispensabili perché noi abbiamo potuto continuare le nostre attività operative attraverso questi mezzi, ed è indispensabile e fattore prioritario nell'aggiornare la rete dati, perché ne abbiamo verificato tutti in questo momento come siamo deboli sotto questo punto di vista. Non si lavorerà sempre a casa, però secondo me sarà una pratica che è gestita bene, quello dello smart working potrebbe essere di aiuto secondo me per tante imprese, ma anche per tanti lavoratori. Sicuramente non è che finita la pandemia chiuderemo il pulsante dei nostri computer. Secondo me ci ha anche aiutato a diventare così un po' più friendly, a capire meglio questi sistemi, e le assicuro che per tante cose è molto utile, perché anche nella mia attività professionale ormai siamo abituati che tanti piccoli spostamenti ora li possiamo fare via computer con una grandissima risparmio. Da qui vado anche oltre, quindi
pensare anche a un sistema infrastrutturale del paese dove non tutti per forza si dovranno muovere, ma magari molti spostamenti potranno essere così tradotti in via telematica, ma con un riflesso positivo per il nostro, penso, per la nostra vita anche personale, per per il nostro tempo da dedicare al di fuori del lavoro. Sappiamo che sul fronte della pubblica amministrazione, le banche, cioè questo però ha ingessato un paese che soffre di burocrazia a livelli patologici. Sì, ritorniamo sempre al solito discorso degli investimenti, del Recovery Fund. Non si può, non si possono spendere 200 e passa miliardi senza una riforma strutturale della burocrazia della pubblica amministrazione. Senta, prima ha detto che ci sono delle imprese che vanno bene, ma quali sono le imprese che stanno assumendo in questo momento? Imprese che hanno a che fare con, sempre con l'igiene, prodotti per la sicurezza? Beh, no, cioè, è andato bene durante lo scorso anno, tutto il settore legato, c'è stata una ripresa nel settore legato alla meccanica, alla componentistica, nel settore legato all'abitazione e legno arredo legati all'abitazione, tutta la parte dell'elettrodomestico, del bianco cosiddetto è andata abbastanza bene, quindi stiamo parlando laddove ci sono delle eccellenze, dei prodotti riconosciuti a livello internazionale, le aziende così sono abbastanza sicure in una anche rapida ripartenza. Invece siamo a ridosso praticamente della nuova elezione del Presidente degli Stati Uniti d'America con i dazi che sappiamo che hanno un po' rallentato anche la politica, un po' di chiusura nei confronti dell'Europa. Ci sono attese in questa direzione oppure ci sono già ferri in acqua, diciamo così? Ma no, mi sembra così, che sia una buona cosa. E anche prime dichiarazioni del Presidente nel rientrare nei programmi così di green, ambientali, di salvaguardia del nostro ambiente. E non nascondiamoci che tutte quante queste cose qui sono un importante volano anche per la nostra economia, perché poi si tratta di nuove tecnologie, di nuovi impianti. Quindi secondo me penso che ne potremo anche apprezzare a breve così i riflessi delle politiche economiche del nuovo presidente Biden. E sul fronte della legalità invece la preoccupa questo stato di cose perché le antenne sono sempre alte anche in questi giorni con diverse operazioni che sono state fatte anche a livello nazionale e collegato ovviamente con un momento di debolezza per una parte dell'economia locale. No, questo invece è importante, è una parte dove siamo molto sensibili, soprattutto nel settore del turismo, per esempio. Noi sappiamo che le mafie sanno entrare bene e abilmente nei momenti di difficoltà delle imprese. E questo qui secondo me è un motivo in più per alzare le antenne e per fare attenzione a queste cose. Vabbè, chiudiamo con un messaggio ai suoi imprenditori, agli imprenditori del Veneto che l'hanno riconfermata. Quale messaggio vuole dare per affrontare questi prossimi mesi così complicati e anche un messaggio di prospettiva? Di coraggio e di unità, da soli non si va da nessuna parte, tutti insieme riusciremo ad uscirne da questa crisi. Il Veneto è famoso per le tante piccole, eccellenti aziende che magari oggi sono un po' piccole per competere in un mercato globale, però tutti insieme, lavorando anche così in filiera, riusciremo a tenere sempre
alta la bandiera del nostro grande Veneto. Grazie Presidente, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie, grazie, buon lavoro. Grazie, arrivederci.